Tutto pronto per la terza puntata di Giovedì a Corte, qui dalla Galleria Corte Santa Maria. Oggi ospite Gabriele Masala, ci presenterà il suo nuovo album, poi parleremo di eventi come sempre. Iniziamo tra pochissimo, restate connessi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Citroën C3 offre 33 combinazioni di colore, proprio per persone come Marina e Martina. E per la loro sorella, Marta. Citroën C3, potevamo creare un'auto, invece abbiamo creato l'auto per te. Citroën. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Bentornati amici, ecco qua Gabriele Masala. Buonasera. Buonasera. Grazie, Il grazie suo per album avermi Il Re è invitato. nudo, ma tu sei vestitissimo. Sì, grazie al cielo, grazie al cielo è buon per voi anche, Dai, per allora, chi ci ascolta. Allora, settimo album. Settimo album, sì, e non ho nessuna intenzione di fermarmi. Vedo, Sì. perché poi ne parleremo approfonditamente di questo Settimo album. album appena uscito e sono 8 canzoni interamente scritte da me, però la particolarità di quest'album è ho voluto fare un ritorno alle origini. Nel senso che come il primo, che si intitolava Cambio Libertà, anche in questo CD ho voluto realizzare tutto da solo. Nel senso che tutte le canzoni, oltre ad esserne ovviamente l'autore sia dei testi delle musiche, me le sono anche suonate. Quindi Tutti te le gli sei strumenti. scritte, cantate Sì, e suonate. Esatto, Ok. perché ho voluto fare un passo indietro rispetto ai penultimi 2 CD che ho fatto, dove avevo collaborato con un sacco di gente. Questo giro avevo la necessità di fare tutto da solo ed è stata un bel remake. Bene, quindi Il Re è nudo. Dai, Sì. spiegaci, tutti Allora, Il Re vogliono nudo- sapere perché è nudo. Beh, certo, O no? esatto. È nato, mi è venuto in mente prima il titolo, addirittura della canzone, cioè ho scritto la canzone perché avevo il titolo. Il Re nudo è una frase famosa, insomma, di una fiaba famosa di Andersen. Però la storia in realtà di quella fiaba col mio CD c'entra poco e niente. A me piace prendere, l'ho già fatto in altri brani, prendere delle frasi famose o anche delle copertine ho realizzato prendendo spunto da quadri famosi, però mi piace rivisitarle le cose, quindi il Re nudo mi piaceva come frase. Siccome il leitmotiv del CD, perché tutte le canzoni hanno un legame tra di loro, è il cambiamento, il Re nudo in questo caso per me vuol dire che d'improvviso il re da un'immagine molto vanitosa e molto ricca, Sì. si trova improvvisamente povero di idee, povero di vestiti e povero di sostanza. E questo quindi è un concetto che mi è sempre piaciuto, il fatto di un cambiamento improvviso, voler descrivere un cambiamento improvviso nel bene o nel male. In questo caso il Re nudo si trova è un po' in negativo, anche se la canzone in realtà è molto ironica, Certo. ed è anche roccheggiante. Però mi piaceva l'idea di affrontare questo argomento e l'ho affrontato in realtà in tante canzoni, ripeto, è un motivo che rientra in quasi tutte Quasi le tutte. le Parlaci canzoni. un po' di queste canzoni, così in Sì. generale, poi ne andiamo a vedere qualcuna. Ma più ripeto, nel il cambiamento dettaglio. è analizzato un po' sotto vari aspetti, perché in un brano c'è il cambiamento mentale, inteso come cambiamento di pensiero, in una canzone invece si parla di un cambiamento emotivo, nel senso che una storia che finisce, una storia che può essere un rapporto d'amicizia come un rapporto d'amore, quindi comunque la persona narrata si trova ad affrontare un cambiamento importante della sua vita. Il cambiamento è affrontato come un cambiamento mentale positivo, la canzone Verso il limite di cui parleremo dopo, Sì. si parla di cercare nella propria mente una via d'uscita da quello che è il luogo comune,
da quello che sono le consuetudini, le abitudini. Quindi comunque il cambiamento è analizzato da vari punti di vista. Questo cambiamento perché? Cioè l'hai sentito No, dentro? perché noi, l'essere umano cambia, noi cambiamo in continuazione, sia da un punto di vista fisico, sia da un punto di vista mentale, gli eventi ci cambiano, i nostri amici, chi ci sta a fianco cambia, quindi il cambiamento è un percorso di vita che tutti affrontiamo, sempre, in positivo e in negativo, quindi mi piaceva molto affrontarlo. Bene, senti, sotto vari punti questo di vista. album l'hai presentato martedì, questo martedì, al Teatro Verdi. La prima al Teatro Sì. Verdi, in una bellissima serata all'interno della rassegna CD Novità in Città, che è organizzata dalla cooperativa Teatro e Musica. Sì, che Quindi è devo ringraziare perché la rassegna è una figata, si può dire una figata. Il posto poi non ne parliamo, il posto è strepitoso, per chi non storico. conosce, a parte il Teatro Verdi lo conosciamo tutti, ma la sala concerti del Teatro Verdi tra l'altro è una sala piena di energia, c'è energia in quella stanza, tenete conto che Nureyev lì ci faceva le sue esibizioni, quindi è una sala piena di energia, quindi la location dove stanno facendo questa rassegna è veramente bella e importante. La cooperativa Teatro e Musica sta portando avanti questo percorso artistico interessante perché dà spazio veramente a chiunque abbia fatto un CD nel nostro Interland di esprimersi e di poterlo presentare alla città. E quindi è una cosa lodevole. Io mi sono trovato piacevolmente e felicemente coinvolto, la serata che ho fatto è andata molto bene, è venuta parecchia gente, io ero... E allora ce lo possiamo rivedere perché c'eravamo anche noi con le telecamere di Cesare Donati e Chico Piu. Vediamo un attimino la presentazione di martedì sera al Teatro Verdi e ci sentiamo un pezzettino di Re Nudo, perché ben volentieri. Terza canzone dell'album, sì, quindi è title track. Ok, qua ce la sentiamo un pochino. Il Re Nudo, Teatro Verdi, presentazione, vai. La cooperativa Teatro Musica nasce una quarantina di anni fa sull'aggregazione di musicisti di Sassari provenienti dal conservatorio, ma non solo musicisti, c'era anche un regista, Giampiero Cubeddu, che purtroppo è scomparso, e nasce proprio per la diffusione della musica e del teatro in questa città. Nel corso di questi anni noi abbiamo fatto svariate incisioni discografiche di inediti del Settecento, portato varie tipologie di musica che non erano presenti in città da anni e ultimamente ci siamo buttati in questa nuova, diciamo così, avventura del portare i ragazzi a teatro, ragazzi, non solo ragazzi, insomma anche meno giovani, che hanno il coraggio di investire sulle proprie risorse musicali, quindi proposte originali che rientrano un po' nel nostro DNA, quindi abbiamo deciso di investire sui giovani compositori sardi. Abbiamo organizzato questa rassegna. Oggi Gabriele è l'ultimo della serie, la ciliegina sulla torta, diciamo. Ma fra quelli che sono passati qui da noi vorrei giusto ricordare che Elisabetta Usai andrà all'era Arezzo Wave e i Capside sono stati selezionati per Sanremo Rock, quindi buona fortuna a tutti i coraggiosi musicisti sardi. Quanta gente attorno a me in questa corte, un dio in terra che tanto mi temeva, di ogni uomo io sceglievo vita o morte, era la vita e la mia gente lo sapeva, ho chiesto troppo al mio destino, mescolato troppo acqua e vino, non ho saputo mai fermarmi, e ora sono qua, con quel che resta di un'età, con una voglia di un potere che non c'è. Non ricordo di derivarsi o per farmi confessarsi e lascio il grido in silenzio che c'è, ma sono qua con quel che resta di un'età.
e noi siamo qua. Bellissimo, con questo... grazie per questo contributo perché è veramente interessante. Poi il backstage a me piace molto, far vedere anche cosa succede dietro. Scusa, ma dietro di te si è aggiunta una Non figura, ti non avevo so se la vista. vuoi presentare tu, la presenti tu. Devi La presento presentarla io, tu, dai. allora faccio una piccola Dai. prefazione però. In ogni mio CD ho sempre fatto un duetto con una voce femminile perché mi piace molto, trovo che voci maschili e voci femminili siano molto esteticamente molto gradevoli e quindi in ogni mio CD c'è un duetto e quindi ho cantato con tante bravissime, interessantissime interpreti locali. L'anno scorso mi è capitato a Stintino durante una serata in piazza, notte d'autore, di conoscere questa colei fanciulla Che, scusa, ci scusiamo che è in piedi per una questione tecnica, Logistica. se no l'avremmo fatta sedere, scusaci. l'ho ascoltata. Presentala che così. Sì, dico. adesso infatti stavo Ok. arrivando. L'ho ascoltata e ho detto, caspita, questa ragazza è molto brava. Come si chiama? Come ti chiami? Siamo avvicinati, siamo presentati. Lei è Chia, è una cantautrice, quindi è dalla stessa razza, diciamo così, se le scrive, se le Certo, suona, se le sì, canta, sì, sì. perché è anche musicista. E quindi lì per lì ho detto, ma proviamo a fare qualcosa assieme. Ed è nata. Ed è nata questa collaborazione, quindi ho detto guarda ti avviso già che tra un anno io sto preparando un nuovo CD, voglio cantare insieme a te, quindi ho scritto una canzone che si intitola Verso il limite e ho avuto il piacere e l'onore di poterla condividere con lei. Bene, Chia, L'onore è il mio. benvenuta allora, dopo Grazie questa mille. lunga presentazione di Gabriele, com'è questa canzone che hai fatto con Gabriele, com'è questa esperienza, insomma, dai. Molto dici. bella, io ho avuto il piacere di collaborare con lui che veramente lo stimo da morire, l'ho sempre stimato molto ma non conoscendolo non avevo ancora avuto il piacere di collaborarci insieme e questa per me è stata veramente una bellissima esperienza fare questo singolo con lui e cantarlo, poi lui è bravissimo, veramente una stima profondissima. Adesso, insomma, Non esageriamo. parliamo tanto È al vero, passato è vero, perché è qualche vero. serata ci sarà anche con Chia. No, Sì, sì, abbiamo anche certo, collaborato certo, assieme, certo. sì. Assolutamente. Abbiamo già Lavoreremo lavorato assieme, abbiamo anche- tutta la stagione sì. estiva di Spiazzi assieme. Sì. Poi so che lei dovrà andare anche a fare una bella manifestazioncina, se non sbaglio, Esatto. vero? Circa Spiegaci. dopodomani. Ah, già dopodomani, Sì, eh? sì, sì. Ah, Beh, allora non è dopodomani, però da dopodomani inizia il viaggio. Il percorso. Il Sì. percorso, spieghiamo dove e come. Sanremo Rock, Lei è una delle Bellissimo. pochissime sarde passate alle finali di Sanremo Rock al nazionale. Teatro Ariston di Sanremo. Ah, direttamente all'Ariston si fanno. Ha sbaragliato Io- più di 600 cantanti, cantando in acustico, voce e chitarra, quindi Benissimo, questo e la dice questa lunga. cosa la possiamo anche seguire, se ci puoi dire qualcosa, non sai Beh, se penso va... su Facebook, sì, Su però Facebook. purtroppo Ce lo farai sapere, televisioni no. lo diremo sulle Certo, nostre pagine volentieri, Facebook dove seguirti. volentieri. Complimenti- Seguitela perché è un fenomeno. Complimenti veramente. Benissimo, benissimo. Sentite ragazzi, che vi ho qua tutte e due, noi nella nostra trasmissione parliamo anche di eventi, iniziamo a dirne qualcuno del fine Mi settimana. sembra il però- minimo. Certo. Prima di vedere quelli del fine settimana, volevo ricordare un evento molto importante che è avvenuto a Sassari questa domenica scorsa. Abbiamo anche delle immagini direttamente dalla redazione di Sardegna Dies, che è la festa del voto con la processione della Madonna delle Grazie. Insomma, è una festa molto sentita a Sassari. Non so se hai mai partecipato, tu sei assolutamente, sassarese, io sono giusto? sassarese ed è dal punto di vista religioso è sicuramente la processione più importante di Sassari, quindi la conosco molto bene. Insomma, il ricordo, lo ricordiamo per i pochi che non lo sanno, del voto dell'arcivescovo alla Madonna delle Grazie di San Pietro in Silchi durante la Seconda Guerra Mondiale, perché a Sassari fossero risparmiati i bombardamenti. Esatto. Così fu. In questo evento, proprio di domenica, i vigili del fuoco hanno portato a spalla il simulacro della Madonna, i vigili urbani in alta uniforme l'hanno scortata nel pellegrinaggio dal santuario di San Pietro Silchi fino alla cattedrale. Insomma, un evento sentitissimo e veramente molto importante. Ringraziamo ancora Sardegna Dies per queste immagini girate dalla redazione. Guardiamo al futuro invece, due eventi interessantissimi, guarda, io sempre essere proiettati nel futuro. ce li ho qua, un attimo solo che guardiamo il primo, eccolo qua, Arbatax Borgo Marinaro. Arbatax è un posto fantastico. Penso che Fantastico. Rocce Rosse, cose, Sì, poi sì. anche a livello musicale. Anche a livello culturale fanno un sacco di cose, oltre ad essere un posto esteticamente molto bello, però ogni anno hanno sempre dei concerti da 90. Ci sarà una grande festa tra la bellezza, la cultura, arte e mestieri e le degustazioni tipiche del Borgo Marinaro, quindi il pesce, ragazzi, si mangia alla grande il bello. pesce, no? Ma Andiamo guarda, insieme, non possiamo allora. dire, io sono vegetariano, lei è vegana, perfetto, non mangiamo il pesce, benissimo. però
Amici di Andremo Arbax, comunque. avrete due persone in meno questa domenica, anzi Però va aspetta, bene uguale. dall'1 al 2 giugno, 2 giorni sono. Mi dispiace che al massimo potete andare a cantare. Esatto. Beh, purtroppo io in quei giorni sarò a Sanremo Ah, no, Rock. lei, vado io da Mi solo. dispiace Vado da moltissimo. solo. Mi sarei dispiace andata molto, amici di volentieri. Arbatax, non c'è proprio scampo, comunque benissimo. No, però ben vengano Ok. queste rassegna. Allora, sentite una cosa, io invece vi propongo un'altra fiera Dai, a Murallau che vediamo. magari vi va meglio, la fiera Ok. del tartufo. Anche un po' più vicino. Fiera sì, del tartufo, beh, sì, come ci certo. Assolutamente, assolutamente. Guarda, questo è il 2 giugno, domenica 2 giugno, giusto? Tu sei sei sempre sempre a via. Sanremo. Sono sempre lì, Massimo però la consiglierò. Vado io. Gabriele ti fa 2 foto, poi te le posta. Mangiando spaghetti col tartufo. Perfetto, oppure sull'uovo, Ah, tagliolini con un po' di Tagliolini, burro e tartufo sopra, oppure l'uovo con l'uovo caldo. Ragazzi, io sono un po' longobardo, quindi queste cose Sei da primo amante del tartufo? No, sì, le conosco, quindi Bene. ti volevo solo. Comunque, questa è Nurallau, che è buonissimo anche il tartufo di Nurallau, ragazzi. Profumo inconfondibile. Stand, musica, c'è veramente una grande festa il 2 giugno, quindi a Nurallau. A Nurallau. ok? Sentite, noi continuiamo, io volevo salutare Chia che ha fatto questo un piacere. intervento, ti rifaccio Un in bocca al lupo un enorme. grossissimo in bocca al lupo per Sanremo Rock, Sì. ragazzi, seguitela, cercate la pagina, sarà la pagina di Sanremo, adesso poi vi teniamo informati. Sì, oppure la mia direttamente che la tua, pubblicherò com'è? tutto. Allora, la mia è Kia, scritto con la K, K-I-A, e se scrivono Kia Music mi trovano più facilmente. Perfetto, seguitela lì, Grazie ragazzi, mille, e facciamo davvero. il tifo per Chia, e se c'è da Chia, scusa, e se c'è da votare, votiamo, facciamo qualsiasi Sì, cosa, beh. qualsiasi bottone avete voi schiacciate che va sempre bene, dai. Grazie. Noi ci vediamo tra pochissimo, un pochino di consigli per gli acquisti. State con noi. State con noi. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Questo è il CD, il Re Nudo. Eccolo. No, scusa, non l'avevo ancora fatto vedere. È Io ce giusto. l'ho fisico, come si dice, fisico. Sì, e poi ho voluto fare il cartonato, un Eccolo qua. po' Lo stile faccio vinile, vedere. dai. Chiedo la camera 3 alla regia, all'interno abbiamo il librettino con le Con canzoni, tutti i testi. il CD, tutti i testi, un bel cofanettino. È un cartonato, Semplice, non è il ma- classico CD, mi piaceva l'idea un po' più Dove, elegante. dove lo troviamo? Allora, Dici tutto. online lo trovate in tutte le piattaforme, quindi da Spotify, iTunes, Amazon, Google Play, Play Musica, ci sono più di 250 i store Che si può music scaricare store. tranquillamente. Si può assolutamente o ascoltare in streaming, anche su YouTube si trova, potete anche ascoltarvelo semplicemente su YouTube. Oppure se volete il CD fisico www.megachipmusica.it. Perfetto, Yes. perfetto. Io preferisco, sarà un Beh, po' l'antica, sì. me lo voglio ancora un po' toccare, un po' La vedere. nostra un po' generazione così, ama ancora il CD, le nuove un po' meno. Sì, sono tu sei più giovane come belle. l'acqua, la nostra generazione, no? 25, 26, Sì, sì. o come Chia qua è rimasta qualcuno qua tra in il più. pubblico. Qualcuno in Senti, più. senti, dai, continuiamo a parlare un po' delle canzoni. Sì. Io ho sentito Mina Vagante, Sì. che è una canzone molto interessante, ma un po' tu ti identifichi in Qualcuno, questa... non so se posso essermi definito io la Mina Vagante. A me piace raccontare un po', descrivere dei personaggi. E la Mina Vagante è un personaggio che prima o poi nella vita troviamo tutti. Chi è la Mina Vagante? La Mina Vagante è un'anima scomoda. La Mina Vagante è... io non amo l'ostentazione della stranezza. Sai, ci sono quei personaggi Sì. che vogliono risultare strani, eccessivi. Io non li amo da un punto di vista proprio come persona. Però c'è da dire che comunque mi incuriosiscono. Perché comunque lo stravagante, a suo modo, ha una marcia in più. Anche, diciamo anche se fosse un folle, anche nella follia più estrema ci possono essere delle verità assolute. quello è vero, è E vero. questa cosa mi ha sempre incuriosito.
E quindi ho deciso di scrivere un brano, di raccontare chi è la mina vagante, che può essere appunto la voce fuori dal coro, oppure può essere, come dico nella canzone, un profeta nel deserto, quindi ho fatto varie immagini, varie metafore per descrivere la mina vagante, mi piace come personaggio. Bene, bene. Senti, io volevo però, adesso stiamo parlando del tuo ultimo album, abbiamo visto un po', me ci hai spiegato un po' di canzoni, un po' di situazioni, ma volevo fare anche un accenno alle tue grandi collaborazioni che hai fatto in giro, perché insomma 7 album, ma anche tantissime collaborazioni. Ho avuto la fortuna di collaborare con tanti nomi. Nel primo CD ho scritto un brano con Enrico Ruggeri, nel secondo ho lavorato con Piero Marras, nel terzo c'ho Luigi Schiavone che è uno dei più grossi chitarristi italiani, autore, se pensiamo a quello che le donne non dicono, I dubbi dell'amore, insomma, oltre ad essere un grande chitarrista è un grande autore, e l'ho avuto nel mio CD, Lorenzo Puli, che è forse il più grosso bassista italiano, ha suonato con Vasco, con Pino Daniele, con Baglioni, suono da 5 anni nell'orchestra di Sanremo, quindi ho avuto sempre, tantissime fortunatamente, grandi collaborazioni, ma io le collaborazioni che ho comunque anche con le ragazze, per me non sono da meno. Beh, certo. Però insomma avere Enrico collaborare con Enrico è stato un po' particolare, con Enrico Ruggeri. Sì, per me quella è stata la punta dell'iceberg. Comunque sono cresciuto ascoltando anche la sua musica, quindi averlo poi nel mio primo CD d'esordio, poter scrivere un brano con lui è stata una bella soddisfazione. Poi ne ho avute altre con lui, perché comunque mi è capitato più di una volta di esibirmi con lui, accompagnarlo alla chitarra in concerti acustici, ho aperto un bel po' di suoi concerti. Certo, ma infatti tante canzoni dei tuoi album, io quell'impronta l'ho sempre un pochino sentita, e forse in questo il Re Nudo può avere un po' di contaminazione di Enrico Ruggeri. Diciamo che da un punto di vista stilistico melodico probabilmente sì, da un punto di vista arrangiativo sono più tendente alla Stevie Rogers Band, anche a Luigi Schiavone se vogliamo, che comunque ha collaborato per anni con Ruggeri, quindi probabilmente l'influenza è naturale che ci sia, insomma, essendo cresciuto con i cantautori italiani, avendolo ascoltato molto, non si può negare che un pochettino ci sia, penso sia anche naturale, insomma. Senti, noi circa 1 annetto e mezzo fa eravamo insieme in quel di Tiesi, vero, se non ti ricordi. Mi ricordo. E c'era una certa persona che appunto stavamo parlando adesso, c'era Enrico Ruggeri, che lo rivediamo. Sì, abbiamo una nostra intervista fatta allora. Bello. Senti un po' che cosa dice sui sardi, sulla Sardegna, sulle canzoni. Lui ama la Sardegna. Guardalo un po' in questa intervista qua. Sono stato punk prima di te, sono stato più cattivo io, sono amore di metal quando tu eri chiuso nell'asilo. Oh guarda, c'è un vinile. Le melodie dei tenores della Sardegna, la musica popolare di Maria Carta, l'anima di Andrea Parodi. Insomma, in Sardegna abbiamo la musica nel sangue. Guarda, su Maria Carta e su Andrea Parodi ho fatto 2 puntate molto belle del Falco e il Gabbiano, che è il programma che faccio su Radio 24. E la Sardegna è una terra musicale. È una terra di persone, te ne accorgi quando canti che il pubblico non è stonato. In genere quando canti, insomma, senti un po' qualcuno crescente, qualcuno calante, qui sono delle spade. Insomma, un popolo rock? Sì, un popolo rock, un popolo che se ne intende, insomma, qui il fenomeno di una stagione che va a fare i concerti cantando 5 pezzi sulle basi non funzionano in Sardegna, se ne intendono qua. Chiesi la Sardegna, dai! Senso della musicalità che voi avete e sapete di averlo. Hai scritto e cantato Mistero, un grandissimo successo, la Sardegna, la civiltà nuragica, l'antica civiltà nuragica, l'isola del mistero. Quando ci scrivi una canzone sulla nostra terra? Non è detto, perché è una terra interessante, non bisogna come dire, essere blasfemi, bisogna farle bene le cose, magari con Azienda un giorno. Cosa ci prende, cosa si fa quando si ama davvero? Sardinian Life, un abbraccio a tutti voi.
più belli che hanno fatto quest'anno. Si chiama Gabriele Masa, lei qua è di Sassari e magari temo che qualcuno di voi non lo conosca. E magari temo che qualcuno non lo conosca. magari. No? Grande Enrico. Quel concerto c'era un aneddoto molto carino, mi ricordo. Dici. Perché avete visto il bassista, che è un ragazzone di 56 anni, alto 2 metri. Bello mastello. Bello mastello, c'ha il corpo tutto tatuato. E in realtà in giovane età è stato anche un porno attore. Ah, non sapevo Sì. questa cosa. Oltre ad essere un bassista strepitoso, il rock, è stato... E quindi, ed è uno che sul palco normalmente sta a petto nudo. Suonava anche prima, un'altra cosa. Esatto. Perfetto. E sul palco sta quasi sempre a petto nudo. Ora mi ricordo quella serata a Tiesi non c'era proprio caldo, e lui era... Quando siamo arrivati, siccome era in macchina con noi, i musicisti li avevo accompagnati io, mia moglie, dando per scontato che lui comunque, avendo fatto il pornoattore, uno che sta nudo sul palco, tutto tatuato, io gli ho detto: guarda che oggi Fortu si chiama Fortu, mi sa che verrà male suonare a petto nudo perché c'è abbastanza fresco. E mia moglie gli fa: no, ti vogliamo a petto nudo. Lui si è imbarazzato, è diventato paonazzo, imbarazzato totale, cosa che non ti aspetti da uno che comunque ha fatto la carriera che ha fatto. Si è imbarazzato e noi attacchiamo a ridere, perché poi è un ragazzo timidissimo, che non ti aspetti, tu lo vedi, è un professionale, perché quello che fa lo fa, poi sì, nella ma sua vita dà un aspetto di sé che è appunto quello dell'energumeno, invece in realtà è una persona. Adesso vedendo quella Tiesi mi sono ricordato questo piccolo aneddoto della giornata. Comunque fu un grande concerto quello. Sì, fu una grande serata, grande concerto, veramente. E poi vabbè, Enrico ha fatto... Ma lui piace sempre. Ruggeri è uno di quelli che dal vivo piace molto di più. Molta gente lo scopre dal vivo perché lo associa sempre a cantautori di diverso stampo. Invece lui dal vivo fa concerti rock, fondamentalmente. Quindi, ed è uno molto comunicativo, come avrei E qualcosa con lui adesso? L'hai sentito? C'è magari la possibilità? Ti vediamo? La possibilità c'è di fare qualcosa con lui. Aspettiamo. Potrebbe essere. Dai, allora, senti, continuiamo con un paio di eventi del fine settimana. Certo. Dai, senti, io qui ho Sagra de Sa Padrula. Sì. A Silius, è giusto Silius? L'accento? Sì, penso di perfetto? sì. Ok. Silius, sì. Padrula e non Pardula, giusto? Si cambia un qua po' mi da sta zona a prendendo, zona. esatto, perché cambia da zona a zona. Quindi... Diciamola, è il dolce tipico, Padrula, penso buonissimo, dolce incredibile. Il 2 giugno... I dolci sardi, ragazzi, sì, non siamo secondi a nessuno. Assolutamente. Questa è la 21esima edizione di questo evento che valorizza anche il territorio, le sue ricchezze, i suoi saperi e le sue bontà. La Sardegna è veramente... Che tu da vegetariano la mangi questo dolce? Che c'è dentro il formaggio, mi sembra, no? Assolutamente sì. Sì, c'è perché carne, no, basta che non c'è la carne. Allora puoi benissimo andare a... Immagino di sì. Silius, via. Silius, vai. Andiamo anche lì. Quando? La data? La data è il 2 giugno, che è sempre domenica, giusto? Quindi devo andare prima a Nurallà oppure fare una corsettina. Tu devi fare una corsettina. E se poi vuoi finire, perché qua è lo spettacolo più che altro, c'è anche Girotonno questo fine settimana, ragazzi, dal 30 maggio, quindi inizia oggi se non sbaglio, fino al 2 giugno a Carloforte, quindi è la 4 giorni gastronomica all'insegna del tonno rosso di qualità. Vabbè, show lì cooking, le tonnare vanno concerti, forte, ci sono anche dei tuoi colleghi molto interessanti quest'anno, e insomma, le tonnare, ovvio che sì, il tonno rosso. Sì, ma poi quella zona lì le tonnare vanno forte. Mentre nel nord Sardegna le hanno chiuse, però invece la costa est, sud-est invece è ancora bella. Io ho avuto modo di visitarla ed è ancora attiva in parte, comunque è un bellissimo posto, si può anche richiedere una visita guidata alla Tornara di Carloforte, è veramente bella. Senti, caro Gabriele, siamo quasi in chiusura, agli sgoccioli del nostro appuntamento, ci verrai a ritrovare. Io intanto vi ringrazio, te e tutto lo staff, per l'invito. Assolutamente, grazie a te. Perché fare promozione al mio album è sempre cosa ben gradita. Certo, bene. Sai già dove ti possiamo vedere poco, quest'estate, negli eventi estivi? Insieme a Chia, che abbiamo visto poco fa, faremo tutta la tournée con uno spettacolo che si chiama Super Classifica Show e abbiamo già un po' di date, abbiamo abbiamo già un po' di paesi che non mi ricordo più. Oliena, abbiamo Borore, abbiamo già fatto
Villassor. E comunque si trovano su un sito, sul tuo Sì, sito, c'è tutto? sulle nostre pagine Facebook, Gabriele pubblichiamo Masala, sempre tutte le date. Quella di Chia che ha detto prima. che Poi adesso non abbiamo mi il ricordo. 27 di luglio Note d'autore a Stintino, ci tengo quella sì, a dirla. sì, È Note una rassegna d'autore. arrivata al 16° anno quest'anno. Quest'anno siamo abbinati alla Sagra del Tonno, a proposito di tonno. Che c'è una Sagra del Tonno anche a 27 Stintino, luglio, Piazza del certo. 45 Stintino. Quindi abbiamo già queste 4-5 date, ma le Benissimo, altre quindi- arriveranno Quindi ti molto a breve. rivedremo molto presto, benissimo. Ricordiamo ancora una volta il CD, il Re Nudo, eccolo qua. Sì. Se lo volete fisicamente, nudo e crudo, questo qua dove devono andare? www.megacipmusica.it. Benissimo, oppure se su invece tutte le lo piattaforme. vogliono sentire Qualsiasi nell'iPod, piattaforma nelle online. cose, qualsiasi Voi su Google piattaforma. scrivete Gabriele Masala, il Re Nudo, lo trovate dappertutto, anche su YouTube. Anche su YouTube. Gabriele, grazie mille. Grazie a voi. Buon proseguimento, in bocca al lupo a te, in Buona bocca al lupo musica a ancora a tutti, Chia. ragazzi. Noi ci vediamo giovedì prossimo con un'altra puntata di Giovedì a Corte, non vi dico niente, ospite a sorpresa. Poi il Re Nudo, siamo a corte. Perfetto, finale perfetto se non c'era Gabriele. Ciao amici, ci vediamo. Ciao. Ciao. Partire all'avventura. Sì, ma quale? Partire seguendo i sogni di Ale. Tagliare i ponti, trovare nuovi orizzonti. Partire per un giorno o non far più ritorno. Andar via da casa, non lasciare traccia. E se Felix è stanco della città, lascialo correre in libertà. Se il comfort è totale, ogni avventura ci fa stare bene. Nuova gamma SUV Citroën C3 e C5 Cross. Citroën. Con Mr. Home pensiamo al tuo comfort e alla tua sicurezza. Interventi di installazione, manutenzione e assistenza su tutti i prodotti pellet, legna, gas, gasolio e qualsiasi apparecchio di climatizzazione. Galleria commerciale Corte Santa Maria. Tanti negozi esclusivi, un superstore Cobec e un ampio parcheggio nel cuore di Sassari. La Galleria commerciale Corte Santa Maria è a Sassari in via Copino.